Eccoci qui, buonasera. Nell'agenda di questa sera abbiamo pensato di ascoltare la voce di alcuni consiglieri regionali, in quanto siamo praticamente a un anno più o meno dal termine della legislatura e quindi l'ultimo miglio è quello che porta, come dire, la telefonia in casa, ma l'ultimo miglio è anche quello in cui, per restare nella metafora telefonica, le ditte di telefonia spendono di più, hanno più difficoltà, è difficile fare investimenti, è difficile avere ritorni. Insomma, dell'ultimo miglio magari in regione si allentano un po' le rigidità, si allentano magari anche i cordoni delle borse, si comincia a diventare tutti più comprensivi e forse c'è qualcosa che si può andare a esplorare nel campo dell'amministrazione pubblica. Parliamo di riforme ovviamente, quindi ne avremo di fatte, ne avremo in corso d'opera, ne avremo di ipotizzate, vedremo appunto di fare il punto della situazione, e scusate il bisticcio. Prima però ai nostri ospiti vorrei sottoporre una questioncella che non è da poco, la riporta in particolare la Stampa triestina e riguarda la Presidente della Regione, la Serracchiani. C'è stata un'esternazione, si dice, di un magistrato su un blog in cui ha, per dire, abbastanza ferocemente attaccato la governatrice, come dire, esulando un attimo dalle sue competenze. Ecco, volevo sentire i nostri ospiti, comincio con Vincenzo Enzo Martinez del Partito Democratico, Buonasera. A capire cosa pensa di questa cosa, poi magari sentiamo anche gli altri. Insomma, indubbiamente è diventato un caso nazionale perché chi ha espresso questa valutazione ha un ruolo pubblico rilevante, ha fatto un errore, evidentemente, lo ha anche detto, quindi insomma prendiamo per buono questo, però è evidente che quando si ricoprono cariche così delicate bisogna stare molto attenti a quello che si dice. E inconsistente. Vabbè, questo è quello che pensa lui ed è rispettabile, però insomma nel suo ruolo evidentemente poteva lasciar perdere. Elena Bianchi, Movimento 5 Stelle, lei cosa pensa di questa vicenda, di questo fulmine a ciel sereno, perché voglio dire, fosse implicata in chissà quali cose la governatrice, si potrebbe anche magari pensare che c'era qualcosina da dire, ma così proprio a freddo mi è sembrata la cosa. Ma io penso che allora, sicuramente è stato un errore. C'è questa dimestichezza con questi social network e secondo me uno dovrebbe ben pensare che non è che viene visto solo dai cugini o dagli amici. Se sei un personaggio in qualche modo pubblico, se hai una carica istituzionale di un certo tipo, è chiaro che puoi pensare quello che vuoi, però forse ci sono alcune modalità che è meglio tenersi per sé o nella ristretta cerca degli amici, se proprio uno ha bisogno di esternare, insomma. Ho capito. Senta, solidarietà alla Serracchiani? Io? Sì. Solidarietà alla Serracchiani, beh, è chiaro che un commento del genere fatto da una persona del genere ti porta a dover spiegare e a dover intervenire su cose che non sono piacevoli e quindi in qualche modo se è stata messa in difficoltà la comprendo sì. Però sì, il filo è teso, sta cercando di arrivare in fondo al filo, è una vita difficile. Da equilibrista, va bene. Renzo Tondo, non servono presentazioni, beh, c'è chi dice però, quando di mezzo c'è la sinistra, alte grida e lamenti, voglio dire, Berlusconi oppure Craxi, con i magistrati hanno avuto vita abbastanza dura, cosa dice lei? Noi di Autonomia Responsabile abbiamo avuto l'unica voce del centrodestra che ha espresso condanna per questa improvvida e anche sciocca dichiarazione di questo giudice e abbiamo espresso solidarietà non ovviamente sul lavoro della Serracchiani, sul quale rimane un giudizio negativo da parte nostra, ma sul fatto di essere attaccata da un giudice in maniera pubblica, tra l'altro senza argomentazioni, perché si dice alcune cose senza argomentarle, per cui mi è sembrata veramente una sciocchezza e chi viene come me da una tradizione
liberale nella tutela dei diritti dei cittadini, non ha avuto nessuna difficoltà ad esprimere questo concetto e a dare una solidarietà pubblica e a condannare solidarietà pubblica alla Presidente della Regione e condannare questo atteggiamento di questo giudice che proprio non ha nessuna ragione di essere. Pietro Paviotti, Cittadini, io ancora negli occhi il pianto di Deborah Serracchiani in consiglio regionale, e qualcuno, come me peraltro, aveva notato che non c'era proprio questo moto, no, emotivo dei suoi colleghi rispetto a quel che succede alla Presidentessa. Si diceva con Enzo Tonno prima che forse la Presidentessa paga colpe che perfino non ha alla fine del giro, e questo clima porta anche a questo tipo di riflessione, chiamiamola così. Sul post del magistrato non spendo tante parole, è una cosa quasi incredibile per il modo in cui, e quindi non spendo, sul fatto che io non sono tanto d'accordo. Mi ricordo che allora, quando successe che la Serracchiani ebbe una reazione emotiva, molti dissero: ma come mai? In realtà noi rimanemmo un po' colpiti. Io le scrissi poi una mail, perché sono rimasto molto colpito anche dal fatto che siamo prima di tutto persone e che chi ha delle responsabilità, da qualsiasi parte sia, oggi soffre particolarmente. E per tornare all'argomento di cui lei parlava, noi viviamo la difficoltà, e lo vediamo tutti i giorni, della gestione di questi strumenti che abbiamo a disposizione, che è la rete, il social network, che sono potentissimi, che possono darci un aiuto grandioso anche nel nostro lavoro, ma tanto potenti sono che sono altrettanto pericolosi, perché bisogna saperli usare, perché uno dice: ma com'è possibile? Un magistrato dovrebbe sapere che quando scrive non sta parlando appunto a casa sua nel tinello, ma sta dicendo... Eppure, se lo fa lui, se andate ogni tanto a guardare cosa scrive la gente nelle pagine Facebook e cosa succede, voi sapete, sì, succedono delle tragedie. Non era Facebook il problema era che un magistrato... No, ma certo, ma c'è un problema generale col quale noi ci dovremmo misurare, sì, certamente, in cui saremo tutti in difficoltà, in cui dobbiamo imparare, noi tutti quanti, noi il cittadino eccetera, perché è successo oggi a Serracchiani, può succedere a un ragazzino, voi sapete quante tragedie, nel senso che questo strumento, se non lo sai usare, può essere deleterio. È una cosa che a me francamente preoccupa. Non era un molto. ragazzino, era un magistrato. Insomma, quindi a maggior ragione. Voglio dire, a maggior ragione. Sì, si può anche considerare in altro modo la questione. Allora, cominciamo subito. Siamo andati a sentire un po' per strada, insomma, sono quelle intervistine che ovviamente non sono né scientifiche né fanno testo, ma per sentire un po' l'umore. Abbiamo chiesto cosa pensa la gente comune dell'amministrazione regionale, se ha fatto bene, se ha fatto male. È una cosa brevissima, perché poi magari ne parliamo, non è che ci sia tanta conoscenza dell'attività del Consiglio regionale, dell'amministrazione regionale in particolare. E quindi non abbiamo, come dire, sollecitazioni precise. Resta però il fatto che per non saperne leggere né scrivere, la gente dà un voto negativo all'amministrazione regionale, e questo fa parte del clima generale che si è creato in questa regione e in Italia in particolare. Vediamo queste brevi interviste. Un voto da 1 a 10 all'amministrazione regionale. 4. Perché questo voto? Per tanti motivi che adesso non posso elencare. Ma direi 0. Perché 0? Perché non ascoltano i cittadini. Nel mio campo, parliamo in generale qui del commercio ambulante, è 0. Quali sono le richieste principali che si sente di rilanciare? Beh, la richiesta è di avere un tavolo insieme, ripeto, sempre nel mio ambito, perché posso parlare del mio, a livello di ambulanti, ma non da ascoltare solamente la Confcommercio o la FIVA, perché tantissime persone, forse la maggioranza nel commercio ambulante, non si sente rappresentato da queste associazioni. Io darei un 5. Un 5 perché? Se parliamo della città, non è molto ben tenuta e non è neanche incoraggiata a fare.
è un po' lasciata a se stessa, diciamo. Il resto del Friuli saprei poco, però ci sono aree che secondo me andrebbero guardate, prese in considerazione, magari sì, dargli un po' di importanza in più, insomma, qualcosa così. Vedo che qualcosa è fatto, però sì. Un voto da 1 a 10 all'amministrazione regionale attuale. Diamogli un 8. Perché 8? Perché senz'altro cercano da fare il bene. Magari non ci riescono sempre, ma io credo che loro operino per far bene, insomma. 5. Perché 5? Ma perché non è ancora soddisfacente. Che cosa non ha fatto che a suo avviso avrebbe dovuto, o anche comunque che cosa ha fatto di positivo finora? Ma adesso io non è che sia molto attento a tutte le azioni che si svolgono in regione, senz'altro che la montagna è un po' dimenticata. Ma non saprei, mettiamo 5. Perché l'insufficienza? Ne so poco, ma non riesco proprio il fatto che non abbia informazioni forse vuol dire qualcosa. C'è qualche aspetto che comunque ha da rimarcare, qualcosa che sia stato fatto di buono e invece che cosa non è stato fatto di importante a suo avviso? Guardi, non sto seguendo la situazione da vicino, diciamo. No, guarda, no, purtroppo non seguo tanto la politica. Per quanto riguarda la sanità, dove magari ho un po' più il naso, non è che io sia così soddisfatta. Secondo me bisognerebbe lavorare un po' di più per rendere le cose un po' più facili a noi cittadini. Che voto diamo dunque su questo fronte all'amministrazione? Un 6,5 ed è già tanto. Regionale 6. Perché questo voto? Perché forse mi è sembrato un po' distante dalle esigenze della popolazione. Quali sono alcuni degli aspetti che a suo avviso non sono stati seguiti sufficientemente? La sicurezza innanzitutto e poi il problema economico che è quello dei posti di lavoro. A suo avviso, signora, che voto diamo? Siamo completamente concordi, 6 per gli stessi motivi, per le stesse motivazioni. Va bene, un po' di confusione, però tra un anno circa si vota, no? Quindi questo è lo stato dell'arte. Martinez dice non è che sia molto attento, 5, ne so poco, 4, sono confuso, 0. Cioè il giudizio è comunque negativo. Chi governa a questo punto ha questo handicap che non riuscirà a togliersi di dosso. O riuscirà, che ne so, può darsi. Sì, chi governa paga dazio, questo è storico e anche in questo momento è una realtà incontrovertibile. Però non era malissimo, secondo me, intanto perché i cittadini... Beh, c'è quell'8 che tiene sulla media. Beh sì, quello è stupendo, molto apprezzato. No, ma intanto i cittadini di solito sanno poco dell'attività legislativa, no? Di come si governano le leggi in generale e nella regione in particolare. Conoscono molto meglio l'attività amministrativa del sindaco, per dire, e delle giunte comunali che sono più vicine al loro territorio, e infatti mi pare che il tema di fondo sia il non conoscere veramente e profondamente quello che si è fatto, a parte qualche caso molto specifico sulla sanità. Sicurezza dei posti di lavoro, quindi spazio per recuperare e raccontare meglio quello che si è cercato di fare ce n'è, e questa secondo me deve essere l'attività che noi dobbiamo assolutamente curare. Paviotti, lei cosa dice? Sì, vengo proprio dall'esperienza da sindaco, quindi amministratore locale e amministratore regionale, e subito tu ti accorgi della differenza, cioè rischi di perdere un po' il contatto. Infatti le persone poi dicono perché da 4 la regione ma la città no, quindi tutti conoscono bene l'amministrazione locale, meno l'amministrazione regionale. E d'altronde io ho cercato proprio anche di mantenere il contatto col territorio, perché poi tra l'altro altrimenti anche la bellezza di far politica è tutta nel fatto che tu operi e dai delle risposte a quelle che sono le esigenze. E questo salto verso la regione, che è anche gratificante per certi aspetti, però rischia un po' di allontanarti. La comunicazione, qualche cittadino dice dovrebbero comunicare di più, in realtà si fa, io per esempio cerco di farla meglio che posso, ma mi rendo conto di quanto sia difficile comunicare, perché anche lì
ormai ogni cittadino ha 1 milione di notizie che gli arrivano e quindi se tu gli vai a spiegare, come io ho fatto per esempio, la legge di riforma degli enti locali, non è che, sì, lo so che ne parliamo dopo, sì. Non è facile chiedergli di leggere 2 facciate perché insomma, erano 2,5 mi pare, quindi sì, non sì, è male. certo. Senta Bianchi, voi invece questo problema mi pare non l'avete, riuscite a comunicare tranquillamente con... a tutti i livelli, qual è il segreto? Il segreto è la novità, tutti hanno problemi di comunicazione. Il nostro movimento è nato da questi bisogni e quindi alcuni diversi ormai cittadini che non riuscivano a stabilire dei contatti comunicativi ne hanno trovati di diversi e che noi cerchiamo di utilizzare al meglio. Poi è chiaro che comunque è molto difficile riuscire a fare la connessione reale fra le attività di tipo appunto programmatorio, legislativo, regionale e quanto poi accade veramente nei territori. Certo è che se si fanno male queste programmazioni o queste leggi è chiaro che prima o poi se ne accorgono anche i cittadini. Ho capito. Di quelli lì quanti secondo lei potevano essere potenziali elettori grillini? Credo un paio mi pare. Un paio erano già stati individuati. Sì. Renzo Tondo, un commentino su questa cosa volante che abbiamo fatto. La questione della comunicazione va da sé, è fondamentale, ma c'è questo sentiment, questo umore che percorre tutta la società in cui comunque va male. Ma una constatazione e una riflessione. La constatazione è questa: negli ultimi 20 anni il Friuli Venezia Giulia ha cambiato 4 volte alternando alle coalizioni centrodestra e centrosinistra. Antonione, Tondo, prima 4 legislature fa, Illy poi, Tondo poi, Serracchiani poi, quindi centrodestra, centrosinistra, centrodestra, centrosinistra. Credo che la prossima sarà di centrodestra, quindi vedo un continuo cambiamento che significa che la gente non è contenta. Questo malcontento deriva probabilmente dalla situazione complessiva economica, tant'è che la gente non individua elementi concreti, mancanza di comunicazione, mancanza di posti di lavoro, non vanno le cose, la città è trascurata, in cui si somma un malcontento in cui c'è la città, c'è la mancanza del posto di lavoro, c'è la crisi economica. La sicurezza anche è la sicurezza, ecco. Tutte cose che derivano anche da una situazione generale del Paese. Allora la capacità della politica rispetto a questo deve essere questa riflessione, deve essere di ridurre al minimo questo distacco, dove c'è da un lato il tema della comunicazione che evidentemente va rafforzato perché se la gente non sa non può giudicare, ma qui abbiamo qualche responsabilità anche noi perché la comunicazione la teniamo su livelli molto superficiali, da titolo e basta, mentre invece bisognerebbe abituarci noi e abituare di conseguenza anche i cittadini a riflettere non solo al titolo del giornale o alla voce gridata. Queste sono le 2 riflessioni. Facciamo una cosa volante, Paviotti, mezzi di informazione, brevemente, anche lì, proviamo a dare un voto. Ai mezzi di informazione? Sì, abbiamo un quotidiano sostanzialmente e un paio di televisioni. Ci sono anche le radio. Adesso se dovessi dare un voto non sarebbe, mi troverei in imbarazzo perché da un lato io apprezzo anche lo sforzo che fanno molti giornalisti di fare una buona informazione, dall'altro mi rendo conto che sono un po' anche costretti a cercare sempre la notizia che fa un po' di sensazione. Benissimo, Renzo? Ma il mio giudizio non è molto positivo, nel senso che vedo che in particolare dalla carta stampata c'è stata una necessità di gridare la notizia, ma anche in televisione. Assisto ai talk show televisivi, molte volte si tende a semplificare il tutto riconducendolo a uno slogan, e questo è sbagliato, a un titolo di giornale, non approfittando invece, non favorendo la riflessione del cittadino. Non so se è colpa del giornale o se è colpa della comunità che tende a semplificare tutto, però la velocizzazione della comunicazione, che adesso, come ricordava Paviotti prima, passa molto sui social, è ancora più tesa a semplificare la comunicazione e a ridurla a uno slogan. Non mi pare una buona cosa. Bianchi? Io devo dare un giudizio pessimo perché oltre a quanto hanno già osservato i colleghi... Via col carico da 11, no, in particolare, noi in particolare ci trattano malissimo, non riusciamo, nonostante produciamo tonnellate di comunicati, informazioni,
e notizie non passa praticamente niente, e quando passa riescono a farlo passare in modo molto negativo, quindi sì. Va bene, ho sfondato una porta aperta. Martinez. Io credo che sia cambiato tutto negli ultimi 5-10 anni, completamente, sia nella comunicazione, sia nella politica, sia nel modo di affrontare i problemi, e quindi nemmeno la stampa ha la capacità di essere al passo coi tempi, per quanto ci facciano credere. Io penso che ormai non ci sono più inchieste, non ci sono più approfondimenti, ma questa è anche la caratteristica della comunicazione sul web, non c'è approfondimento. No, il dialogo è superficiale e rischia anche di essere piuttosto rozzo. Allora, siccome la media è questa, cioè riguarda tutti, io alla stampa darei anche 6,5. 6,5, benissimo. Allora, adesso io sono stato anche da quelli bravi, quelli che sanno delle riforme, che sanno quel che si fa, eccetera, eccetera. Dicevo che sono andato a parlare di corda in casa dell'impiccato, sono stato in provincia di Udine. Sentiamo la prima tranche di queste interviste con i voti alla regione. Potete immaginare, però ci sono delle sorprese, caro Martinez. Prego. Io direi abbondantemente so dal 4. Perché le valutazioni che facciamo che sta letteralmente destrutturata il sistema di coesione sociale di questa regione. Non è mai succeduto che si siano individuati guerre tra istituzioni, guerre tra sindici e sindici, anche i rapporti interni alle stesse maggioranze che sostenevano i comuni e sono saltati su queste riforme che sono portate in denaro regione in maniera veramente arrogante e senza ascoltare i cittadini. Che di buono avrà fatto questa regione? Sinceramente no, vi darei un sul rinnovo dal patto Serracchiani-Padoan, se veniera fuori Alc, ma anche qui ho veduto che il bilancio regionale da questi 4 anni è stato veramente spolpato via di Roma, e quindi c'è che il resto dei Serracchiani sono nome maseri. Voto alla regione? 5. 5 perché ha disfatto il sistema istituzionale della nostra regione, che era basato su comuni, province e regione stessa. Le province andavano superate, però non si può fare 18 mini province, parlo delle UTI, con territori disomogenei dal punto di vista culturale, territoriale e storico. Quindi le province andavano sì superate, ma occorreva prevedere qualcosa di intermezzo tra la regione e i comuni. Io pensavo molto a una fusione dei comuni, dei piccoli comuni montani, però dal punto di vista territoriale e storico omogeneo. Questo non è accaduto, quindi 5 alla giunta. Qualcosa di buono? Qualcosa di buono faccio fatica a trovarlo, sono molto onesto. Un voto a questa regione, a questi 4 anni di regione? 6 meno, quasi dal 5 al 6, insomma. Ecco, questo potrebbe essere il voto che in questo momento mi sento di dare a questa amministrazione regionale. Qualcosa di cattivo o di malfatto, qualcosa di buono o di ben fatto? Di cose non fatte bene, diciamo così, quasi tutte le riforme, tranne una che io la salvo, è quella sui distretti industriali, che sicuramente è una buona riforma. Per quanto riguarda la riforma degli enti locali ho sempre avuto tantissimi dubbi dall'inizio, e sulla sanità non sono esperto di questo campo, ma sento che buona parte della popolazione si sta lamentando. Di buono soltanto gli distretti industriali, nient'altro? Ma forse in questo momento è il lavoro quello che le persone sono interessate, pertanto l'amministrazione regionale ha puntato in questo campo, io di questo sono favorevole, e bisogna puntare forse ancora di più per rilanciare la nostra economia. Insufficienza sicuro, insufficienza, ma non per parte politica, perché tutte le riforme fatte con la fretta, fatte in maniera non ragionata, in primis quella sulla sanità, quella sugli enti locali e numerose altre, non hanno portato dei frutti sperati, ma soprattutto hanno diviso il territorio e hanno creato anche dei servizi. Una su tutte, il fatto che un'azienda sanitaria unica che va da Cotroipio fino a tutta la montagna sta creando oggettivamente dei servizi che sono assolutamente inenarrabili. Persone da Talmasson se non ha dato il mezzo e viceversa, è un sistema che non funziona. Gli enti locali, giusto metterli insieme, ma giusto mettere insieme i servizi, mettere insieme le funzioni sta creando più problemi a chi sta nelle UTI e a chi sta fuori, e questo è un dato oggettivo che questi giorni sta emergendo. Qualcosa di buono? Ma di buono c'è stato all'inizio quel tocco di modernità, la figura giovane anche della Presidente, il fatto che si pensava a tutti, insomma, credo anche in maniera trasversale, che potesse dare quel tocco innovativo che alla fine oggettivamente non c'è stata solo una voglia molto forte di fare riforme a ogni costo, di arrivare prima addirittura delle nazionali, di dimostrare di essere il primo della classe, e questo ha danneggiato tanto il Friuli, soprattutto con la presenza costante a livello nazionale della Presidente, forse un'assenza contemporanea in regione. Lei rappresenta un territorio, la montagna,
montagna che ha comunque molti più motivi di lamentarsi di altri. Rispetto alla montagna c'è stato qualche inversione di rotta? Beh no, io credo che il fatto che la Presidente abbia tenuto la delega a sé non ha portato bene la montagna, anche perché grande occupazione montagna non c'è stata. Ci sono stati all'inizio del mandato gli Stati Generali della Montagna, un impegno molto forte a cui non sono seguiti i fatti. Io credo che tutta anche la questione sui poli sciistici, facciamo l'esempio che Tarvisio era l'unica classificata, mentre gli altri non erano classificati, denotano un disinteresse molto grosso verso le tematiche della montagna. Il problema della tassazione, il problema del riscaldamento, il problema dei costi aggiuntivi, della distanza dei servizi è ancora cresciuta rispetto agli anni precedenti. Credo che su quel tema lì questa giunta ha fatto veramente poco. Eccoci qua di nuovo in studio. Allora facciamo un primo commento e poi andiamo in pubblicità. Siamo entrati nel vivo delle riforme. Martinez giustamente dice siamo andati nel posto più, no, nel posto del luogo prescelto, no? Il luogo del delitto sostanzialmente. Dai, un commento volante sulla questione, perché emergono la riforma della sanità che è stata fatta, emergono le problematiche di un'altra riforma che è quella degli enti locali, non si parla degli ATER, ma è stata fatta anche quella, si è accennato a quella dei consorzi industriali, insomma comincia a sgrezzarsi un po' la questione, o no? Beh sì, non è che posso liquidarla in 30 secondi, io intanto posso dire che noi abbiamo... Perché l'ho detto che a 30 secondi? No, non lo so, mi pare che ci fosse la pubblicità, ma voglio scavalcare prego. il bravo presentatore. Sì, no, spero che avremo il tempo di parlarne stasera, perché innanzitutto noi abbiamo fatto un amore di lavoro che altri in passato non hanno fatto. Noi ci siamo posti con coraggio alcuni passaggi. Si stava riferendo a Tondo? Stavo riferendo anche a Tondo, certo, ma lui poi difenderà il suo lavoro. Certamente oggettivamente l'amore di lavoro che abbiamo proposto è di grande rilievo, dopodiché discuteremo le qualità. Abbiamo avuto il coraggio di fare delle riforme necessarie, naturalmente con degli errori, probabilmente con delle cose ancora da correggere, ma per quanto riguarda gli enti locali che sono partite il 1° gennaio 2017. Io su questo vorrei tornare, perché per mettere in piedi una riforma ben fatta ci vuole del tempo. Abbiamo perso un anno perché dei sindaci hanno voluto fare i ricorsi al TAR, siamo stati fermi perché non potevamo fare provvedimenti amministrativi perché altrimenti le cose sarebbero slittate, sono stati furbi, ci hanno fatto inceppare sull'ultimo miglio, abbiamo tempo anche di recuperare dopo che il TAR ha detto che la legge è fatta bene. Allora io credo che noi ci siamo presi una bella responsabilità, che abbiamo ancora un anno per spiegare meglio ai cittadini di che si tratta e dopo magari ci torniamo, abbiamo il tempo di far capire che questa cosa ha bisogno di calma, di tempo, di condivisione e non di barricate come qualcuno ha voluto fare in Friuli Venezia Giulia, mai successo nel passato. Tondo, se c'è una replica rispetto al... Ma si prende i 30 secondi che si è preso Martinez, che valgono più o meno 2 minuti. La prima replica è: quelli di prima non hanno fatto niente. Noi forse abbiamo... Niente, no, beh, non abbiamo fatto niente. Mi permetto, c'è la Grim che dice... Insomma, no, ho detto la mole, no. Dai, io ti dico semplicemente che nelle mie legislature si è chiuso l'IRFO, si è chiuso l'ESA, si è chiusa l'Agenzia del Lavoro, si sono ridotti i consiglieri regionali, si sono fatte molte riforme si sono ridotti da 59 a 49 consiglieri regionali, cioè abbiamo inciso nella carne viva delle riforme. Penso che quando sono diventato presidente io c'era il direttore generale della regione, il direttore della comunicazione, il segretario generale, il portavoce. Di tutte queste 4 figure io ne ho fatta una, tagliando e risparmiando e riducendo il debito. Ho fatto riforme e non le ho comunicate forse e ho sbagliato. Voi avete fatto 2 riforme che si percepisce non funzionano. Ora, che sia stato l'ultimo miglio, però vado in un ospedale, bevo un caffè. Deve essere ancora percorso l'ultimo miglio, manca un pezzo. No, giusto. Vado in un ospedale, bevo un caffè a trovare qualcuno e vengo avvicinato 10 minuti dopo che sanno che ci sono i camici bianchi che vi ricorrono a dire: Tondo, le cose non funzionano. I sindaci sono tutti incazzati, compresi i vostri, perché li avete minacciati, li avete costretti a subirle e non sono d'accordo su come stanno andando avanti le cose. Quindi prendete atto che avete fatto una strada solo di sbandieramento di cose che non funzionano. Allora, noi abbiamo sempre fatto delle proposte di migliorative, non sono mai state accolte. Non abbiamo mai avuto un tavolo. Io in 4 anni in cui sono capogruppo di un partito dell'opposizione non ho mai avuto il piacere di essere convocata dalla Presidente della Regione per fare un ragionamento assieme ai capigruppi, assieme ai parlamentari, assieme ai gruppi. Avete voluto andare avanti da soli e queste sono le conseguenze. Bianchi.
Beh, poi volevo dire, la Grima ha detto Tondo si risveglia dal letargo in modo scomposto. Ma non la Grima è la segretaria regionale a queste battute, non so chi sia la Grima, non la conosco. Non so. Va bene. Bianchi. Secondo me c'è stato un problema di metodo soprattutto e anche di merito. Noi non siamo contrari alle riforme, in linea di principio, lo abbiamo sempre detto, potevano anche essere condivisibili alcune, il problema è stato il metodo, si è deciso di utilizzare le maniere forti, di rincorrere tenendo conto del fatto che le legislature sono brevi e molto probabilmente non c'è una continuità al giro successivo e quindi si è voluto forzare la mano. Forzare la mano che poi comporta ovviamente delle resistenze. Non ne faccio una colpa a chi decide che non gli interessa dire signor sì, signore e semplicemente chinare il capo a quanto viene imposto. I risultati di una riforma si vedono nel tempo, però se il buongiorno si vede dal mattino dobbiamo dire che insomma mi pare che piove. Piove invece per Paviotti è una riforma, quella delle UTI, ragionevole e di assoluto buonsenso. Lei l'ha scritto a migliaia di persone. 135.000 famiglie, ma voglio dire che le riforme le proponiamo per far capire a casa, Paviotti ha spedito 135.000 lettere in cui ha spiegato la questione. Ho cercato di superare quello che era una discussione tutta interna agli addetti ai lavori, consiglio regionale, sindaci, eccetera, e di spiegare ai cittadini che non sapevano e in molti casi non sanno ancora di che cosa si tratta. E posso dirle che anche nelle tante riunioni che faccio, la prossima fra una settimana a Riva d'Arcano, quando poi spiego alcuni aspetti, il cittadino capisce perché non siamo all'anno zero con quella riforma degli enti locali, ma noi partiamo da delle esperienze che questa regione ha fatto, tra l'altro prima in Italia, in cui ha chiesto proprio questo, ha detto comuni siete troppo piccoli, piccolissimi, frammentati, certi servizi non riuscite più a darli da soli e allora vi mettete assieme e le esperienze che abbiamo fatto, servizi sociali, comincio da quelli, sono positive. Dopo 20 anni, mentre all'inizio tutti protestavano un po', a casa mia sono padrone io, mica dovrò decidere io, Udine compra da mano, eccetera. Dopo 20 anni, se tu chiedi a quei sindaci se tornassero indietro e pensassero di dare il servizio sociale, la programmazione e la gestione del servizio sociale, ognuno per conto suo, ti direbbero sei fuori. E allora noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto sei stato bravo a fare questo lavoro qua nei servizi sociali, ma puoi farlo anche nei vigili, nell'urbanistica, nel personale, nei tributi? Forse sì. Qualcuno di noi con la legge Jacopo, io sono tra quelli, l'ha già fatto, perché la legge Jacopo di 10 anni fa e chiedeva di fare questo, che mancava qualcosa a quella legge, perché e questa legge qui cerca di colmare poi questo magari vuoto. aggiungiamo ancora carne al fuoco, andiamo in pubblicità.